Qui il dottor Alessio Veneziano, fisioterapista di Veneziano Therapy, e oggi voglio spiegarti cos'è la fibromialgia e in particolare quali sono i fattori scatenanti che creano la fibromialgia. Questo è un video che ho preparato con molta voglia perché non avevo mai preparato video sulla fibromialgia e penso che sia uno dei più importanti che vedrai in rete su YouTube, perché ho veramente messo tutto quello che ti serve dal punto di vista teorico per capire perché la fibromialgia si manifesta. Ovviamente questo è un video in cui non andiamo a parlare della pratica, quindi in un secondo video ti metterò il cosa puoi fare per guarire dalla fibromialgia, perché è possibile guarire dalla fibromialgia, non è una sentenza a morte, non devi conviverci per tutta la vita, si può fare molto e soprattutto non devi gestirla ma puoi curarla. Questa è diciamo, la prima parte che voglio veramente mettere in chiaro. Anche se è difficile, anche se la maggior parte delle persone che tu hai incontrato nella tua sfera di amicizie, familiari o comunque dottori o medici ti hanno detto non c'è nulla da fare, si deve solo gestire. Veramente centinaia di persone oramai in tutto il mondo che sono guarite attraverso una pratica mente-corpo, ovvero la pratica della medicina mind-body. Quindi andiamo però in questo video sul perché la fibromialgia si manifesta e cosa succede all'interno del tuo corpo. Quindi i fattori di predisposizione e i fattori scatenanti sono al centro di questo video. Voglio far capire quali sono i fattori di predisposizione, ovvero quelli che sono già dentro di te oggi e sono stati predisposti nell'infanzia o magari prima di essere nati, magari da un genitore che aveva già dolori cronici. Quindi quali sono i principali fattori di predisposizione? Sono uno, l'essere donna. Sappiamo che le donne soffrono più di fibromialgia degli uomini. L'età, dai 20 ai 50 anni solitamente sono la fascia di età con più diciamo, frequenza di fibromialgia, e genitori ovviamente con dolori cronici, che possono essere o che il bambino era dentro già la pancia con un genitore che aveva dolori cronici, oppure dolori cronici che erano nell'ambiente familiare e che però hanno influito vuoi non. Facciamo una parentesi sulla fibromialgia. Questa parola che molte volte spaventa molte delle persone, non deve spaventare, perché comunque algia vuol dire dolore, fibro, quindi al tessuto fibroso, muscolare, tendineo, articolare. Quindi non ci dice niente questa parola, ci dice solo che abbiamo dolore diffuso nel corpo. Non ci dice che abbiamo un cancro, non ci dice che abbiamo una malattia autoimmune, perché non lo è, non è una malattia autoimmune. Quindi non è che dobbiamo gestirla questa patologia, non è che siamo malati, abbiamo questa problematica che è sfociata da un sistema nervoso ipersensibile. Infatti è una neuroinfiammazione a livello del sistema nervoso centrale, ok? Quindi cervello e spina dorsale, midollo spinale. Chiusa parentesi. Questi sono i fattori preponderanti di predisposizione. Un altro di cui parleremo di fattore sono le esperienze avverse, infanzia. E queste sono molto importanti. Cosa è successo dai 0 ai 18 anni è molto importante per l'evoluzione del nostro cervello e del nostro sistema nervoso. Quindi andiamo in particolare a parlare di queste esperienze avverse d'infanzia. Quindi queste esperienze hanno fatto sì che hanno dato dei cambiamenti proprio neurofisiologici nel cervello. Una delle principali parti che si va a, diciamo, a diminuire di attività è la corteccia prefrontale, ovvero questa parte che abbiamo del cervello, corteccia prefrontale, corteccia prefrontale. Quindi questa parte qua che abbiamo qui nella fronte va a diminuire di attività.
Quindi cosa succede? C'è difficoltà di concentrazione, focus e apprendimento. Quindi è difficile imparare delle nuove cose, è difficile mettersi a leggere, è difficile stare concentrati. Questo è quello che succede perché la corteccia prefrontale va a diminuire di intensità di attività. La corteccia anteriore cingolata è un'altra parte, la seconda parte del cervello, corteccia anteriore cingolata, e si trova nella parte diciamo più laterale, ok? Sempre frontale ma un po' laterale, e questa è la parte delle emozioni, quindi è difficile andare a gestire le emozioni se questa parte del cervello diminuisce la sua intensità o comunque non funziona come dovrebbe o come una persona che non ha problematiche di fibromialgia. Quindi questa è sulla parte delle emozioni. La terza parte del cervello è l'amigdala, profonda molto nel cervello, che è la parte che si attiva quando si è in situazioni critiche oppure di ansia o di depressione. Quindi questa parte qua è quella che gestisce l'ansia, quindi si va ad accendere quando c'è molta ansia, quando c'è paura. Questo fa sì che il nostro sistema nervoso centrale vada ad attivarsi e rimanere in ipersensibilità. Ho fatto diversi video su cosa succede quando il sistema nervoso va in ipersensibilità e rimane in ipersensibilità. Il nostro corpo è come se dovesse lottare contro un qualcosa di critico ogni giorno. Ovviamente questo porta a problematiche di sonno e ovviamente questo porta a problematiche di fatica. C'è un'incredibile energia che viene versata nel corpo e siamo stanchi perché c'è una battaglia all'interno del nostro corpo. Quindi ecco che per questo c'è la fatica, per questo che non riusciamo a dormire, c'è insonnia. Ora andiamo quindi sulle esperienze avverse dell'infanzia. Quali sono queste esperienze avverse che creano questi tre procedimenti? Allora le possiamo categorizzare in tre sottogruppi. Le esperienze dell'infanzia, ovvero cose successe nella nostra infanzia, sono 1. Problematiche familiari. Qua ci mettiamo una bella casetta. E questi cosa possono essere? Violenze domestiche, possono essere abusi di sostanze nell'arco familiare, quindi non per forza tue o della persona che soffre di fibromialgia, ma nell'arco familiare, genitori per esempio. Malattie mentali, ad esempio Parkinson, multipla sclerosi o altre problematiche di questo o depressione. Separazione, divorzi, ovviamente tra i genitori, e genitori incarcerati, carcere. Questi sono i fattori, diciamo, sulla parte familiare, nella sfera familiare, che sono molto importanti, perché possiamo pensare che un bambino che sta nascendo in questo nucleo familiare è un bambino che sta cercando di trovare sempre una scappatoia, è sempre tutto in un pericolo. 2. Abusi, e questi sono abusi direttamente al ragazzo o alla ragazza dai 0 ai 18. Possono essere abusi emotivi, abusi fisici, abusi sessuali. Il terzo sono le negligenze. Un bambino o un ragazzo che non è stato seguito perché il genitore era troppo assente, quindi il bambino non è stato seguito, non si è sentito protetto, e quindi cosa succede? Andiamo a avere delle problematiche sul sistema nervoso, creando quindi questa ansia di sottofondo, ok? Quindi il sistema nervoso va in ipersensibilità già dalla... Queste sono negligenze che possono essere sia emotive, come ti senti a me non mi interessa, bambino, o cosa fai a me non mi interessa, quindi alla fine anche negligenze fisiche, ok? Quindi queste sono le esperienze dai 0 ai 18 anni, ok? 0-18. Questa frequenza di eventi, ok, possono succedere varie cose dai 0 ai 18 anni, più sono frequenti queste situazioni qua e più abbiamo una serie di rischi sulla salute della persona, e qui capiamo come mente e corpo sono collegati, no? Quindi abbiamo per esempio 14 volte più rischi di suicidio della persona che soffre di fibromialgia, 4 volte più depressione e 11 volte più uso di sostanze stupefacenti, droghe. Ovviamente queste portano a veramente uno stato del corpo e della mente critico, ma questi sono solo i fattori, diciamo,
predispositivi. Non abbiamo ancora fibromialgia qua, non siamo ancora stati diagnosticati della fibromialgia fino a che non arrivano i fattori scatenanti. E i fattori scatenanti, ora vediamo quali sono, perché molte persone dicono ma è tutto successo in un periodo apparentemente dove io non ho fatto nulla non sono caduto, non ho fatto niente di che. E invece se andiamo poi a vedere cosa era successo, i fattori scatenanti sono quelli che fanno uscire l'acqua dall'orlo, cioè l'orlo dell'acqua esce e fa sì che ci siano appunto dei sintomi. I sintomi appunto di dolore. Questi sintomi possono essere dati da traumi, traumi fisici, esempio incidenti, esempio malattie, esempio Covid, ok? Oppure possono essere dati da fratture, quindi qua siamo sempre su infortuni, che dovrebbero essere guariti entro 6 mesi, ma non vanno a guarirsi, perché avevamo quei fattori di predisposizione che avevano messo su il nostro sistema nervoso, è andato in criticità quel sistema da quei fattori, poi è successo questo trauma e tutto inizia. Oppure ho anche traumi psicologici. E qua ci mettiamo sempre il Covid, perché quella zona del Covid, quel periodo del Covid è stato sicuramente un periodo molto traumatico sia psicologicamente che fisicamente. Lutti, magari è mancato un parente, una persona cara, è tutto iniziato, o un evento catastrofico, questo in modo diciamo generico. Cosa è successo? Magari un cambio di casa, un cambio di relazioni, un divorzio, e qui capiamo che ci sono delle cose che vengono veramente fisiologicamente a cambiare nel cervello, e lì succede che la fibromialgia iniziano i dolori, inizia la rimuginazione, inizia la paura, e più paura abbiamo e più quell'amigdala che ti avevo detto prima va a lampeggiare e rilasciare degli ormoni di stress, cortisolo. In altri video vedrai cosa succede quando il dolore, quando il sistema nervoso va in ipersensibilità. Questa è la panoramica della fibromialgia. Cosa possiamo fare? Possiamo fare molto. Possiamo andare a fare delle terapie, diciamo, mirate, quindi al cervello, che non servono farmaci, interventi chirurgici, terapie manuali per risolvere questa situazione. È vero che però non è una situazione facile, lo capisco, e molte persone cercano di trovare il problema nel corpo, ma nella fibromialgia il problema è nel cervello, è nel modo in cui il cervello percepisce i segnali che dovrebbero essere neutri del corpo verso il cervello dice no, qua c'è qualcosa che non va, non puoi fare questo, non puoi fare l'altro, e ovviamente il rimuginio di pensieri catastrofici fa sì che si entra in questo circolo vizioso, ma si può uscire, perché ho visto diversi pazienti negli ultimi 3 anni che faccio questo lavoro, che veramente sono ritornati a stare bene, a una vita normale e non soffrono più di fibromialgia. Quindi voglio concludere questo video dicendoti che non è cosa ti succede che crea la fibromialgia, ma è come reagisci a quello che ti succede. Quindi dobbiamo uscire da questa identità della fibromialgia come qualcosa che mi devo tenere tutta la vita. Tu non sei la fibromialgia e tu puoi guarire se veramente conosciamo queste dinamiche all'interno, sia psicologiche che fisiche, ma soprattutto psicologiche, perché la terapia è mirata quindi a come il cervello percepisce il tuo corpo. Spero che questo video ti abbia dato almeno un qualcosa su cui riflettere. Io sono dottor Alessio Veneziano, fisioterapista. Guarda i miei altri video per capire cosa si può fare in più, perché le soluzioni esistono e le ho messe, diciamo, anche in modo semi gratuito o gratuito in questo caso qui su YouTube. A presto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.